La nostra redazione, come abbiamo scritto, si trasferisce all'Eden di Manzano, un ristorante molto simpatico, e siamo con il signor Adriano e a commentare questo primo tempo che non è andato grandemente bene, ma abbiamo visto che anche a Parma era andato male il primo tempo e dopo abbiamo fatto il colpaccio. Che dire di questa Udinese, Adriano? Ma vedo che attacca però lo stesso nel momento di difficoltà. Boh, è stato un bel gol della Roma, bisogna dire che c'è stato, è un bel gol, però io credo nell'Udinese che abbia morale e che si rifaccia il secondo tempo. Gigi Nardini è il nostro aiutante in campo per quanto riguarda l'attività di redazione quando affrontiamo queste trasferte dell'Udinese. Gigi, che cosa dobbiamo dire? Ancora una volta possiamo sperare. Sì, non c'è stata reazione dell'Udinese, troppo tranquilli, però si spera che come la partita scorsa, no? Ci sia una reazione, siamo convinti che ci sarà una bella reazione nel secondo tempo. E certo che il gol della Roma è stato veramente carino, non possiamo dire niente, però adesso speriamo che questa non è, quella del primo tempo non è la nostra Udinese, speriamo che venga fuori nel secondo tempo, siamo convinti che al secondo tempo avremo delle belle soddisfazioni. Ecco, signor Adriano, siamo in un ristorante e le chiediamo, la domanda è d'obbligo, che cosa ci sarà questa sera o comunque in questi giorni per i suoi ospiti? Ma questa sera è una cena prenotata dove faranno, ma mi sembra dei filmati, ricostruiscono qualche filmato. Qualche festa privata, ma per quanto riguarda i cibi che possono essere abbastanza nel ristorante curiosi. si mangia il pesce molto buono, grazie a una cuoca magnifica, e delle buone pizze gourmet anche, che abbiamo un nuovo pizzaiolo che merita venire a mangiare la pizza, digeribile. Anche da una birra meravigliosa che è sempre qua. La Spaten Beer e l'HB Beer, sì, sono due birre. E anche il vino del Coglio, no? E il vino naturalmente del Coglio. Ecco, quindi, come si diceva una volta, se la squadra del cuore ha vinto, festeggiate all'Eden, e se non ha vinto, consolatevi con l'Eden. Alle Udin, mandi. Buone fortune. Ecco, è finita la gara, è andata come si sa, 3-0 per la Roma, non poteva andare meglio questa partita, ma come si suol dire non si può sempre vincere. Con Eranio siamo sempre qui all'Eden di Manzano per dirci che dobbiamo consolarci con un buon pesce, mi pare di capire. Ma quello assolutamente, pesce, pizza, carne, di tutto. Peccato per la partita perché non ce l'aspettavamo, essendo che al momento eravamo primi in classifica, sembrava essere partiti bene, però c'è fiducia, c'è sicuramente fiducia. C'è fiducia perché comunque adesso si va a giocare sabato con l'Inter, la squadra si riprenderà, abbiamo visto anche cose interessanti, quest'ultima discesa pochi secondi fa quando la gara era ancora in corso di Touré, che è stata una discesa che è stata determinata da un giocatore che ha un grande fisico, per cui possiamo dire che i numeri per fare un bel campionato mi pare che ci sono. Assolutamente. L'importante è saper rialzarsi da queste sconfitte. Benissimo. E allora noi ci consoliamo con